Amici di Pignataro Nuova, bentornati, non ci vediamo da qualche giorno, sono giorni molto impegnativi per noi perché seguiamo le varie attività politiche, tante cose, eventi di cronaca, quindi vi stiamo un po' trascurando, lo ammettiamo e vi chiediamo veramente scusa, ma siamo impegnati su più fronti, soprattutto quello elettorale. Pignataro Maggiore si avvia a vivere una campagna elettorale molto difficile, fra circa 8-9 giorni votiamo per il rinnovo del Consiglio Comunale, quindi l'ambiente è molto teso. Però non ci sfugge mai, perché un po' per natura lo siamo sì giornalisti, ma ci piace anche prendere il lato ironico, il lato simpatico delle cose, quello più morbido. Abbiamo letto in questi giorni di una querela, di una polemica innescata da un giornale che è la Gazzetta di Caserta e poi ripresa da alcuni siti Facebook. In questa querela, in questa polemica un po' da asilo infantile, un po' Peter Pannesca, si parla di un fantomatico legittimo impedimento del quale avrebbe beneficiato Raimondo Cuccaro, candidato sindaco per la lista La Svolta. Ebbene, ci viene un po' da ridere perché vogliamo mostrarvi delle cose. Innanzitutto è una notizia completamente infondata ed è una notizia lanciata da più organi di informazione. Uno, ci piace sottolinearlo, è la Gazzetta di Caserta. La pagina dove è uscita questa notizia è la pagina di un novello moralizzatore curata da un novello moralizzatore, sembra quasi un Torquemada, un inquisitore spagnolo dei nostri giorni. Questo signore, che evitiamo, copriamo il nome, poi vi faremo vedere da vicino i documenti, oggi insomma scrive fior di articoloni su questo fantomatico processo al quale non si sarebbe presentato il professor Cuccaro, processo che poi vi spiegheremo non sta né in cielo né in terra innanzitutto, ma soprattutto Raimondo Cuccaro non ha beneficiato di questo legittimo impedimento, lo hanno paragonato a Berlusconi. Ma soprattutto, amici di Pignataro Nuova, chi scrive queste bufale, queste sciocchezze, eccolo qui, è una persona, vi faremo rivedere da vicino questo documento, è una persona, guardate, disposta, insomma, è imputato di reati gravissimi questa persona, questo pseudo giornalista, perché non ci risulta sia iscritto a un albo, non sappiamo. Dunque, questo personaggio è imputato di accuse addosso, chiedo scusa, è imputato di reati molto seri, perché denunciando falsamente presso il comando stazione di Carabinieri di Pietramelara, Caserta, il furto tra l'altro dell'assegno bancario bla bla bla, in realtà ha consegnato a Sacco eccetera, titolare della ditta eccetera, con sede in Portici, per acquisto materiale informatico, incolpava indirettamente, sia pure inequivocabilmente, l'ultimo giratario del predetto assegno. Insomma, questo pseudo giornalista, facciamo vedere questo documento, prego Giorgio Palumbo di farlo vedere, eccolo qui. Questo pseudo giornalista della Gazzetta di Caserta, come potete leggere, noi cancelliamo il nome perché ci teniamo a non fare pirateria mediatica, cancellando il nome, ecco, aveva dato vita a un giro di assegni strani un po', denunciandone lo smarrimento quando poi non lo aveva smarrito e quant'altro. Ritorniamo in studio, grazie Giorgio. Ecco, abbiamo dimostrato che chi scrive per questo giornale e accusa Cuccaro, ma accusa un po' tutti quando gli altri non gli danno retta, o magari non gli sono graditi politicamente, o magari non hanno detto sì a qualche sua richiesta. Questo ricattatore, perché si tratta di un ricattatore vero e proprio, usa il giornale per scrivere di questi grandi processi che non stanno né in cielo né in terra, ma soprattutto per scrivere bugie e fare il moralizzatore. Moralizzatore mica tanto, guardate, faceva giri di assegni, poi andava a fare false denunce dai carabinieri, quindi una persona che prendeva in giro i carabinieri, e oggi sul giornale ci scrive sotto falso nome, attenzione. Sì, sotto falso nome ci scrive di Raimondo Cuccaro, perché usa uno pseudonimo, ma noi abbiamo rintracciato un posta elettronico, una mail di questo pseudo giornalista mandata a un nostro collega che si chiama Vito Taffuri di Calvi Risorta. In questa mail questo signore dice: sono tal dei tali, c'è il vero nome, responsabile della pagina Agrocaleno per la Gazzetta di Caserta. Signori, questo nome che viene fuori qui su questo documento non c'è mai sulla Gazzetta di Caserta,
perché lui firma con uno pseudonimo. Sapete perché? Perché lui lavora per altri giornali e quindi dalla Gazzetta di Caserta percepisce uno stipendio in nero. E oggi ci parla della moralità di Raimondo Cuccaro e di altri candidati, perché si occupa anche di altri candidati, parlandone sempre male, soprattutto quando non gli dicono sì ai favori che chiede. Facciamo vedere questa posta elettronica, eccola qui. Guardate in alto, noi abbiamo coperto il nome per un fatto anche, ripetiamo, noi non siamo come lui terroristi mediatici, e dice sono responsabile della pagina Agrocaleno per la Gazzetta di Caserta, bla 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 bla, arriva da un indirizzo, guardate in alto c'è un indirizzo di un signore, pare che faccia di cognome Izzo, probabilmente è un parente o proprio lo stesso giornalista, non sappiamo, che si nasconde dietro uno pseudonimo. Alla Gazzetta di Caserta torniamo in studio, ricapitolando. Abbiamo letto in questi giorni di questo fantomatico processo che non esiste, è una notizia infondata. C'è stata un'avvertenza giudiziaria tra Cuccaro e un'altra persona, ma chi di noi non ha avuto un'avvertenza giudiziaria, qualcosa di civile? Solo che la Gazzetta di Caserta lo ha reso quasi il processo del secolo, una sorta di processo berlusconiano, ecco, manco a farlo apposta, dalla rilevanza mediatica e popolare di altissimo livello. Peccato che quel processo sia stato archiviato, caro amico della Gazzetta di Caserta. Mi dispiace perché sono un ex redattore ufficiale e non pagato in nero della Gazzetta di Caserta. Questo signore, caro redattore, abbiamo fatto vedere che tu, caro amico, eri implicato in un giro stranissimo di assegni, ma soprattutto ti nascondi dietro uno pseudonimo perché non puoi ricevere stipendi. Tu lavori per altri giornali e prendi soldi in nero dalla Gazzetta. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, anche perché posso dimostrarlo in qualsiasi momento. Ma c'è di peggio. C'è qualcuno che su un sito, su un profilo Facebook, vi chiedo scusa, ha riportato la notizia. Giorgio, facci vedere questo profilo Facebook, che è quello del PDL di Pastorano. Eccolo qui, PDL di Pastorano, che dice Cuccaro, bla 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 bla. Torniamo in studio. Eccoci qua. Sapete chi si nasconde dietro il PDL di Pastorano, dietro il nickname di questo profilo? Un personaggio molto vicino alla lista Unione Libertà di Pier Giorgio Mazzucolo, che fino a qualche mese fa, per sua stessa ammissione, fino a qualche anno fa, per sua stessa ammissione, era il più stretto collaboratore del boss Raffaele Lubrano. Capito? Anche lui adesso ci parla della moralità di Raimondo Cuccaro. Questo signore che si nasconde dietro il nickname PDL Pastorano era uno strettissimo, ufficialmente riconosciuto dai giudici quale collaboratore del boss Raffaele Lubrano, testa pensante del potentissimo clan Lubrano Ligato di Pignataro Maggiore, e oggi ci fanno la morale. Ma c'è di più, questi signori parlano di procedimenti, si inventano farfugliando, perché nessuno di loro fa veramente questo mestiere. Pare che uno sia addirittura agricoltore o coltivi i terreni del suocero, nel caso di questo corrispondente della Gazzetta di Caserta, poi si inventa giornalista e combina questi pastrocchi. Peggio ancora il signor PDL Pastorano, che è un pensionato che vive con la pensione di invalidità, se non andiamo errati, ma poi sui loro siti ci parlano di giustizia e di Raimondo Cuccaro. Però dimenticano la prima ordinanza che ha portato all'arresto di Giorgio Magliocca, e il signor PDL di Pastorano dovrebbe conoscerla, perché con il Magliocca sta per intessere anche rapporti familiari. Ecco, dimenticano questa, nella quale è citato più volte anche il Pier Giorgio Mazzucolo, attualmente candidato sindaco. Il Magliocca intanto è stato arrestato, il Mazzucolo è indagato per tante altre cose il Mazzucolo. Dimenticano anche quest'altra ordinanza, questa è l'ordinanza Biopower 2, che portò appunto al confinamento di Mazzucolo fuori da Pignataro Maggiore. Il Magliocca venne indagato, è tuttora indagato per queste cose, D'Alonso, tutti gli ex amministratori. Però ci ricordiamo di un procedimento, di un processo che noi non conosciamo di Raimondo Cuccaro, lo mettiamo in prima pagina a caratteri cubitali, ma di queste cose, processo che tra l'altro pare sia stato archiviato, ma di queste cose, ordinanze della Procura di Napoli, della DDA e tutto, non ne parliamo. Certo, è meglio non parlarne, altrimenti si riconosce, altrimenti sappiamo chi siete veramente. Uno pseudo giornalista implicato in una storia di giri strani di assegni, probabilmente anche prendendo in giro i carabinieri,
e poi è la stessa persona che si nasconde dietro uno pseudonimo pur di prendere soldi in nero dalla Gazzetta, e l'altro è il famoso signor PDL Pastorano, lo chiamo io perché non ne ricordo nemmeno il nome, che era uno dei più stretti collaboratori del boss Raffaele Lubrano, trucidato a Pignataro Maggiore in un agguato di camorra. Noi siamo Pignataro Nuova, evitiamo sempre di dire sciocchezze perché ci pensano gli altri, noi vi diciamo soltanto la verità. Buon fine settimana, grazie!